Allora, eccoci qua con una nuova live. Per tutti quelli che vogliono parlare col sottoscritto. Buon pomeriggio, un abbraccio va per tutti gli ammalati con una presta guarigione, per tutti i detenuti che si trovino con i domiciliari, auguro a loro una prestissima libertà. Questa è una live di cartomanzia dove tutti possono collegarsi per parlare con me. L'importante è quando chiamate di avere il telefono col volume abbassato, se no va a crearsi solo confusione ed è impossibile comunicare. Ok? Quindi gentilmente cerchiamo di essere rispettevoli uno con l'altro, va bene? Tutti coloro che hanno una domanda da fare la possono fare tranquillamente solo telefonicamente, quindi munitevi di carta e penna perché tra poco io darò il numero di telefono della live per parlare con me. Allora, diamo il numero che è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con questa mia live nel mettere i cuoricini. Io dico sempre che come ogni giorno, gentilmente, cerchiamo di fare tap tap sul monitor e portare questo numerino almeno a 10.000 come ogni giorno. Poi se vi fa piacere potete mettere il seguo, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live. Dal lunedì al sabato, ore 15:30, 16:45 minuti primi. La domenica non trasmetto in live perché mi dedico alla famiglia. Pronto? Salve maestro, buonasera, sono Emilia. Buonasera, prego. Allora, io sono divorziata da parecchi anni e volevo sapere se tu vedevi per me qualche nuova conoscenza. Senz'altro. Questo è un periodo un po', diciamo, un po' buio. Un po' buio. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io ho 49 anni ancora per poco e sono cancro. Va bene. Allora, salutiamo l'amica Emma Sherry che dice buon pomeriggio Cleo, grazie Emma su YouTube, quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite su YouTube. Allora, senti, da questo momento in poi fermami quando lo desideri, grazie. Va bene così? Ok, ripetemi la tua età e il tuo segno. Sì, io sono Emilia, cancro, 49 anni. A volte, essere troppo buoni come lo sai tu comporta complicazioni, perché tu sei una persona molto disponibile per tutti, sei stato sempre in aiuto per tutti, particolarmente per i familiari. Ma tanti di loro non hanno capito un tubo. Tu sei una persona che nei sentimenti hai avuto veramente difficoltà e hai versato lacrime. Ho dato sempre tanto, io non riesco ad imparare a rimanere sempre un passo fuori.
sei troppo buona, troppo mammona, capito? Ecco, quando uno è troppo disponibile, questo succede, perché io vedo qua tu hai avuto un passato a livello sentimentale proprio triste. Però ti posso dire che, ascoltami bene quello che io ti dico, perché tu lo sai bene che io quando dico una cosa ve lo metto per iscritto, perché ogni volta che io apro le carte ci sono 45 anni di esperienze alle spalle, ok? Sì, ok. Allora, tu in tutto il mese di giugno incontrerai una persona che tu non conosci, è come se si accendesse una lamparella. E quindi sarà questa la persona del tuo cammino. Ho capito. Quindi io non la conosco ancora. No, la conoscerai all'improvviso. Anzi, io ti consiglio, non appena incontri questa persona, per essere certi e sicuri, sì, brava, mi chiami e noi controlleremo se è lui. Va benissimo. Va bene? Allora, facciamo così, ci risentiamo a giugno, appena conosco questa Va persona, benissimo. Grazie, ciao. Grazie per la disponibilità, un saluto. Prego. Salutiamo l'amico Francesco Magro su YouTube che dice: buon pomeriggio maestro, sempre presente a seguirla, è il numero 1. No, Francesco. Allora, un attimo in linea. Francesco, chiamandomi il numero 1 mi offendi. E sai perché mi offendi? Perché io sono il numero 0, perché lo 0 viene sempre prima del numero 1. Scherzo, eh? Pronto? Pronto, buonasera. 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 Senta, posso sapere qualcosa sul lavoro? Sì. Chiamo Gerardo. Gerardo, quanti anni tieni, che segno sei? 45, Sagittario. Quindi vuoi sapere se trovi lavoro o come va quello che già stai percorrendo? No, se trovo lavoro. Ah, se trovi un lavoro, ok. Sì. Allora, già, fermami quando vuoi. Allora, mi esce la carta delle stelle, ciò vuol dire sicurezza lavorativa, che entro e non oltre il mese di luglio sarà, non so che tipo di lavoro, però vedo che il mese di luglio per te sarà un mese fortunato lavorativamente. Ah, ok. Auguroni. Grazie, buona serata. Buona serata. Allora. Francesco, hai visto? Ti ho imparato un'altra cosa, perché tu nella numerologia comincia a contare da 0, fai 0, 1, 2, 3, quindi il numero 0 viene sempre prima del numero 1, quindi essere io il numero 0 è un onore, perché vengo prima del numero 1. Allora, 345 630 81 72 per parlare con il maestro Cleo. Per quelli che vogliono un consulto riservatamente in privato, un consulto completo con me, possono chiederlo dopo questa live. Il consulto in privato, il costo è 30 euro. In questa live è tutto gratis, non voglio nemmeno una donazione, è del tutto gratuito. Ok? Però in cambio
fate tap se me lo merito ed aumentiamo il numerino dei mi piaci almeno a 10.000 come ogni giorno. Pronto? Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Sono Elisabetta, ho 39 anni. Le volevo chiedere se mi incontrerò qualcuno. Se incontrerai qualcuno, Elisabetta, da dove mi chiami? Da Nocera Imperiale. Ma tu stai in grazia di Dio da sola, chi te lo fa fare? Ma a volte la solitudine è brutta. Hai ragione. Allora, dai, fermami quando vuoi. Stop. Ok. Andiamo a salutare l'amico Vincenzo Guida che dice buongiorno maestro. Buongiorno Vincenzo, è la prima volta che ti vedo qui in live su YouTube con me. Sei nuovo? Allora, vi ripeto che siamo in diretta live sia su TikTok che su YouTube contemporaneamente, quindi per voi di YouTube potete telefonare sempre come facciamo di solito per avere una consulenza. Gioia mia, ascoltami bene, tu vieni fuori da una situazione diciamo poco piacevole sentimentalmente, Sì. dove hai perso un po' la fiducia negli uomini. Sì. E quindi giustamente hai sempre paura di ricadere nei sbagli del passato. Però io ti posso dire che qualcosa di nuovo accadrà. Attenzione, tu alla fine di giugno, inizio di luglio, incontrerai una persona che indossa un tipo di divisa, quindi la divisa è generico, cioè Sì, può essere un infermiere, un medico, un macellaio, può essere un bravo. turbino. Bravo. Okay. Quindi indossa un tipo di divisa, sarà una persona che non conosci ancora però e nascerà questa bellissima storia. Come ho detto già alla signora di prima, quando a tutto questo accadrà, perché accadrà, tu mi chiami e controlleremo se è quello giusto per te. Sì, perché io comunque la seguo quando riesco, che non lavoro, quando lei fa le dirette, io la guardo. Adesso siamo in diretta. Lo so, che ho smesso di lavorare. È un piacere essere eseguito da tutti voi, vuol dire che qualcosa di buono faccio. Tanto, non poco, tantissimo. Tenervi già compagnia già è una cosa importante. Va bene, okay? Allora io la richiamerò con piacere. Grazie. Un abbraccio. Buonasera. Allora, che dice? Sì, allora, Vincenzo Guidi dice, può ripetere il numero? Vincenzo Guidi, sì, è nuovo. Ok, Vincenzo Guidi, allora il numero di telefono lo trovi anche nel titolo, vabbè, te lo dico ugualmente, è 345 630 8172, ripeto, 345 630 8172 per coloro che vogliono una mia consulenza. Se credete che io valgo un pochino per darvi un consiglio, potete contattarmi. Sappiate che il mio cammino delle scienze esoteriche è iniziato dal 1979. Ciò vuol dire ho un po' più di 40 anni di esperienza. Non mi sono improvvisato adesso. Pronto? Buonasera Cleo, sono Angela. Ciao Angela. Ciao, eccoci qua. Sono nuova, ti ho visto adesso e ho visto che sei molto bravo e quindi ti ho telefonato. Grazie, gentilissima. Grazie a te. Da dove mi chiami, Angela? Da Roma. Da Roma, bello. Sì, sì. Dimmi. Allora, Cleo, io ti devo dare gli anni, l'età... Sì, mi devi dire quanti anni tieni, che segno sei, così rimaniamo nella riservatezza la tua data. Ok, allora, 39 pesci.
Sì? Ti chiamo per sapere sul lavoro. Il 26 aprile ho avuto un contratto lavorativo in ambito informatico di 6 mesi, che mi Sì? scade appunto ad ottobre. Volevo chiederti se vedevi un contratto fisso in seguito. Vediamo. Allora, ferma. Grazie mille. Prego, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Sì. Stop. Ok, un attimo solo. Sì. Allora, ascoltami bene. Il rinnovo io lo vedo più di uno, ma fisso no, ma non perché tu non valga o perché tu non rendi o altre cose, no, perché siamo in un fattore burocratico dove comportandosi in questo modo le aziende pagano meno di tasse ed vi sta bene così. Poi una legge che l'ha messa il grandissimo che mi schifo pure a dire il nome, non lo voglio proprio dire perché io la politica la schifo, Sì. quindi figurati un po', loro si fottono i 18-20 mila euro al mese e tu ti devi arrangiare per vedere come fare. Vabbè, fa niente. Quindi ti rinnoveranno il contratto più di una volta. Ok. Quindi vai tranquilla perché sei una persona che vale molto. Grazie mille, gentilissimo. Ecco, Grazie. Stammi bene, Angela. Anche tu. Ciao. Ciao, bella, ciao. Ringraziamo Angela da Roma. Allora, Dina, un'altra persona nuova che scrive su YouTube, Dina Giammarusto. Buonasera maestro, bravissimo, gentilissimo. Grazie Dina. Gianlu Terrano. Andiamo un attimo solo, andiamo a salutare anche Gianlu Terrana che dice maestro un saluto da Palermo, la seguo sempre. Grazie a tutti gli amici che mi seguono da YouTube. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, maestro Cleo. Buon pomeriggio a lei. Mi chiamo Matrona. Matrona, dimmi. Niente, volevo sapere se riuscirò ad aprire un'attività. Da dove mi stai chiamando tu? Da Caserta. Sei una mia compaesana allora. Sì. Stamma in da stessa barca. Stessa barca. Allora, vuoi sapere se riuscirai ad aprire questa attività? Sì, è un progetto che vorrei fare con mio marito. Che tipo di attività? Fammi capire, stiamo pensando tra frutta e verdura. Ottimo, non ti preoccupare. Siamo un po' insicuri, diciamo. Andiamo a vedere, per fare un'attività del genere ci vuole il posto col parcheggio e vai tranquillo perché vicino un mangià non si sbaglia mai. Poi quando lo apri fammi sapere perché così ti rifornisco il marchio del nostro caffè, perché io sono il titolare di un marchio di caffè famoso che si chiama Re di Napoli, che è dedicato a Diego Armando Maradona. Re di Napoli. Anche se mio marito è juventino. Noi imbrugliamo, ci magari di Napoli e Mario Mero, le occhi. Hai ragione, anche lui era meglio il Re di Napoli, sinceramente. Allora, dammi la tua data, cioè quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono del Sagittario e ho 45 anni quest'anno. 45 anni. Fermami quando vuoi. Ok.
Sì, un attimo solo. Allora, amici che abitate in Campania, veramente, se volete, potete ordinare il nostro caffè Re di Napoli. In Cialde abbiamo una bellissima promozione, che mo ne approfitto per farmi pure la pubblicità. Hai ragione. 150 cialde di caffè con all'interno una tazzina tipo bar in ceramica, più il kit di cucchiarino, zucchero e paletti, più una bottiglia di buon vino di Aglianico di Benevento, il tutto 18 euro. Servizio anche a domicilio, perciò se voi lo preferite scrivete su WhatsApp e ve lo consegno personalmente. Io mi diverto così. Sì, passa un po' il tempo pure. Sì, sì. Allora, vediamo un po'. Senti, bella, le carte ti danno la fortuna, un buon cammino, però devi allontanare, le carte ti consigliano pure di fare un po' di pulizia intorno a voi. Troppe persone malvagie, cattive e false. Lo so. Io te lo dico perché mi esce ed è giù. Ci sono persone false, sì, ma io lo so anch'io. Dice Perché malvagità, mi dà troppa malvagità intorno a voi. Parenti o amici, più che altro. Ma il maggior mazzata, secondo te, arriva? Perciò te l'ho detto. Subito proprio, lo stavo Tu sta accorta. Prima si diceva nu palm do culo mia chi fotte, volgarmente parlando. Mo non più. Bravi. Mo si dice due palma. Ok, allora vai avanti perché io quest'anno riuscirò ad aprirla. Riuscirai ad aprirla, garantito. Dopo l'estate la vedi questa cosa oppure un pochettino prima? No, io la vedo sinceramente dopo l'estate perché comunque per quando fai carte, cartuccelle, bla bla bla, bla. Sì, Non me lo dire a me perché ho aperto un negozio a mio figlio l'anno scorso, ho dovuto impazzire. Quello è. Capito? Perciò vai avanti. Grazie maestro, grazie. Ti abbraccio, Gioia. Grazie. Allora. Salutiamo tutte le persone che ci seguono da YouTube. Io vi voglio tanto bene a tutti, veramente, perché io amo chi mi ama. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Non ti sento. Mi chiamo Fortuna. Fortuna, sì. Fortuna, mi devi abbassare il volume del telefonino, se no fai urna, capito? Ok. Dimmi. 43 anni gemelli. Cosa vuoi sapere? Vorrei sapere se avrò dei problemi penali. Se avrai dei problemi penali, vediamo. La ringrazio. Prego. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. L'amica Fortuna attaccato. Non ho capito perché attaccato. Fortuna, bellissima. Non vedo problemi
gravi, ok? Se c'è qualcosa ma è superficiale in arrivo, ma niente di gravità che pudi singolare o meno, ok? Un abbraccio. Le linee sono libere 345 630 81 72 per parlare con me. Ripeto, 345 630 81 72. Vi ricordo che io ricevo in provincia di Caserta da vicino e mi reco anche a domicilio in tutta Italia. Voi mi dite dove raggiungervi e io vi raggiungo. Sempre dietro appuntamenti, quindi tranquillamente potete fissare i vostri appuntamenti. Effettuo consulti in privato riservatamente per coloro che vogliono parlare con me nella massima riservatezza senza che gli altri possano ascoltarci, e il costo è 30 euro in privato. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto libero, senza alcuna donazione, ok? Se vi va mettete il seguo e se gentilmente potete mettere i cuoricini, tap sul monitor per aumentare il numerino dei mi piaci. Se me lo merito, però, se la coscienza vi dice di metterlo, se la coscienza vi dice di non farlo, non cambia niente, non vi preoccupate. La vita è fatta di positività e di negatività. Pronto? Sì, pronto, buongiorno maestro. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Barbara. Sì. 41289. Sì. Volevo sapere se ci sarà qualcosa in amore per me, in arrivo qualcosa, perché è da un po' che sono sola, diciamo, o meglio, niente di serio, insomma. Vediamo, Barbara. Non mi forma che... Allora, fermami quando vuoi, da questo momento in poi andiamo a chiedere alle carte. Ok. Allora, le carte mi danno troppa crudeltà nei tuoi riguardi a carattere sentimentale, cioè hai versato lacrime e la carta delle lacrime la troviamo qui e troviamo la crudeltà. In primo posto la crudeltà, nel senso che ne hanno un po' approfittato della tua persona, perché assente che sei una persona che quando si innamora si dà a 360 gradi, e sei stata, diciamo, come maltrattata nei sentimenti. Però ti posso... Prego? Però ti posso dire che presto incontrerai la persona giusta, eccola qua. E non ti vedo. Vabbè, dopo magari vai a vedere la replica su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo. Allora, anche per te esce la carta della coppia e la carta della legge, sta a indicare che incontrerai una persona che non conosci, e anche stavolta mi dà la carta della divisa, quindi indossa un tipo di divisa anche questa persona.
e la incontrerai già per la fine di questo mese. Ah, quindi diciamo che è un lavoro con la difesa che può essere un poliziotto, una guardia. Sì, esatto. Tu appena incontri questa persona, come ho detto agli altri, ti farai sentire da me e noi controlleremo se è quello giusto per te. Ok, quindi ti faccio sapere a questo punto. Sì, tranquilla, non ti preoccupare, tanto io sto qui tutti i giorni. Ok, perfetto. Va bene? Speriamo che la volta buona stavolta. Te lo auguro Solo casi umani. Te lo auguro con tutto il cuore, bisogna però fare attenzione perché in agguato ci sono sempre i tanti lupi. I tanti lupi, sai chi sono? Le persone, quelli che magari si vogliono solo approfittare. Le persone sposate. Io io li chiamo i lupi, gli affamati, che stanno lì col telefonino in mano dalla mattina alla sera su Facebook oppure altri social per agganciare le donne e le mogli a casa. Capito? Speriamo che non capiti a me. Te lo auguro con tutto il cuore, figurati che non succede. Un abbraccio, stammi bene. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Buona giornata. Ciao. Anche a te. Allora, ogni tanto mi giro perché vado a leggere i commenti su YouTube. Pronto? Pronto, buonasera maestro, sono Deborah dalla Sardegna, come sta? Ciao Deborah, come va? Ciao! Gioia mia! Ciao. Ascolta, ho bisogno di farti una domanda urgente, se possibile. Sì, dimmi. Allora, ascolta, vorrei sapere se con questa persona io avrò un fidanzamento ufficiale. Hai capito, vero? Titola data. Dammi la data. Allora, anche la mia vuoi? Sì, è chiaro. Allora, scusa. Allora, 5571 io e lui è, allora, 30 giugno del 61. Andiamo. Ok. Allora, fermami quando vuoi. Ok, va bene. Stop. Ok. Sì, le carte mi danno la risposta positiva perché mi dice in arrivo l'attesa. Ah, bene. Quindi allontanare però da te le persone un po' false. Mm-hmm. Sì, è vero che ho parecchie, Ok, ascolta, volevo dirti una cosa, ma pensi che sia una cosa imminente, un mese? Cioè, ti sto chiedendo una cosa impossibile. Senti, per uscirmi queste carte qui sta a indicare che non è tanto lontano. Ok, seguirò il tuo consiglio. Auguri. Ciao, poi ci sentiamo, ciao. Ciao bella, ciao. Ciao. Allora, eccoci qua, 345 630 81 72. 345 630 81 72 in mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti. Pronto? Sì. Chi parla? Con chi vuol parlare?
Pronto? Sì, ti sento. Ah sì, avevo abbassato il volume, se no rimomba. Dimmi. Volevo sapere qualcosa sull'amore, sono Angela da Roma. Angela da Roma. Qualcosa in amore, cosa intendi? Ma se incontrerò una persona nuova. Ah, ecco, va bene. Allora, Angela. Se quelle del passato che mi circolano attorno ce n'è qualcuna con cui vale la pena di fare un ritentamento. Vediamo, dai. Un ripescaggio, ma... Dammi la tua età, il tuo segno. 18374. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Prego. Stop. Ok. Stop. Sì, un attimo solo. Ma del passato non mi esce niente di che perché è tutto tempo perso. Mi dà una nuova conoscenza. Mi senti? Sì. Mi dà una nuova conoscenza in arrivo, è imminente sta cosa, di un ottimo legame. Quindi preparati ad avere un bel cammino sentimentale di un nuovo legame. Ah, va bene. Auguri. Grazie. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Allora. Allora, le linee sono libere, 345 630 81 72, erano libere. Pronto? Sì, pronto, maestro Cleo? Sono io, prego, mi dica. Salve, è ancora in diretta, vero? Sì, sono ancora in live, sì. E niente, volevo sapere anch'io qualcosa sull'amore, se vede qualcosa in arrivo, se... Ma come state tutte senza un uomo? Sì, sì, purtroppo sì. Mannaggia. Non ci sono più gli uomini di una volta. No, aspetti, gli uomini ce ne stanno un casino, i maschi mancano. Bravissimo, esatto. È come le donne. È come le donne, c'è una grandissima differenza tra la donna e la femmina. Esatto, ci sono pochi maschi e poche femmine. Bravissima. Allora, quanti anni tieni, che segno sei? Allora, sono Acquario e ho 39 anni. Allora, da questo momento fermami quando vuoi. Ok. Stop. Ok, andiamo a vedere. Stare da sola in tutto questo periodo è stata una tua scelta. Oddio. No, non la metterei così, nel senso che le possibilità che avevo non mi permettevano di pensare appunto, di legarmi a qualcuno. È quello mi riferisco, è stata una tua scelta perché hai preferito stare un attimo in solitudine, perché io qua vedo che hai avuto un periodo di sentimentalmente un periodo qua mi dà inganno addirittura, guarda qua la carta dell'inganno, cioè in certo qual modo tu hai creduto a un qualcosa veramente di unico
e poi alla fine sei rimasta come delusa. Ecco perché, dicevo io, è stata una tua scelta di startene un po' lì a pensare, a ripensarci ed aspettare il momento propizio. Sì. Il momento propizio arriverà sicuramente, perché me lo dà un nuovo, diciamo, percorso sentimentale, ed è collegato molto su un lato lavorativo. Molto probabilmente sarà qualcuno che ha a che fare con o il tuo lavoro, o una persona che incontrerai sul lato lavorativo, o insomma, ha a che fare con questo. Ok, e posso chiederle solo se questa persona la conosco già o se invece no? È una persona che già conosci, attenzione, che già conosci, ma nel modo superficiale, attenzione. Ah, ok. E questa persona lei la vede libera, non impegnata? No, io la vedo una persona, se ti devo dire libero o impegnato, questo, viva la sincerità, non te lo so dire, però perché non mi esce. Vedo solo che è una persona come se fosse una persona che ti sta osservando già da un bel po'. Ok, va benissimo, perfetto, grazie infinite. Auguri. Grazie altrettanto, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Cerchiamo di dare la chiarezza, la trasparenza ai consulti, non aggiungo niente di inventato. Io leggo le carte e vado a dare una definizione. Allora, pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Buonasera, gentilmente volevo fare una domanda. Sì. Allora, volevo sapere, in amore sono single, se vede un nuovo incontro positivo per me. Ok, allora dammi di nuovo l'età e il segno, hai detto? Allora, io bilancio 50 anni, grazie. Prego, fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Un attimo solo. Allora, l'amico Francesco Magro su YouTube sta scrivendo: maestro, l'altro giorno aveva previsto la vittoria del Benevento contro l'Ascoli, ieri vittorioso per 1-0. Sì, lo so, Francesco, lo so che avevo fatto questa previsione perché ero troppo sicuro in me, avvertivo questa sensazione perché io sono tifo Benevento, amo la città di Benevento, fino a poco fa tifavo il Napoli, ma adesso lo dico apertamente, tifo Benevento contro a una squadretta che non tenta di prendere per il culo i tifosi perché non è commerciale, mentre il Napoli è una squadra commerciale, fa il commercio sui giocatori. Questo è tutto. Viva la sincerità. E allora sono consapevole e tifo Benevento. Allora, carissima amica mia, ascoltami bene. Sì. Tu sei diventata molto diffidente negli uomini in amore. Vero. Perché dall'ultima batosta che hai subito, hai avuto, o meglio, sei stato molto male, sì, e avevi deciso di startene un po' tranquilla dal troppo male che hai ricevuto. Perché qua vedo che c'è stata una storia dove sei stata, o meglio, dove ti ha raccontato tante di quelle bugie che... Bravissimo, ho i brividi, mio marito.
Viveva di bugie. Sì, lo so, io leggo le carte. No, i brividi. Non sono uno che si mette qua per prendere follower con le carte in mano. Io leggo. Ogni sfogliata di carta ci sono 43 anni di esperienza, perciò dico quello che leggo. Quindi ti ha raccontato quest'uomo un'infinità di bugie dove tu a un certo punto hai fatto 1 più 1 fanno 2, questo mi sta prendendo in giro. Esatto. Ora sei caduta dal piedistallo, hai versato tante lacrime, hai pianto veramente perché tu volevi tanto bene a quest'uomo ed oggi sei in cerca di un qualcosa di speciale. Questo qualcosa di speciale arriverà per te, ma devi ancora aspettare un po' perché il vero amore per te sarà verso la metà di settembre. Ma io mi riferisco al vero amore perché se vogliamo parlare di cose superficiali ne puoi incontrare quante ne vuoi. Infatti, quello che io non voglio il vero amore. Perciò, quindi devi aspettare questo periodo che ti ho detto io. Va bene, io la ringrazio e complimenti. Prego, grazie a te. Grazie, arrivederci. Grazie. 345 630 81 72 per chi vuole parlare con il sottoscritto. Francesco, allora tu tifi Catanzaro, mi fa piacere. Mi fa piacere, sì, hanno gli stessi colori più o meno. No, io sono per le streghe, capito? Le streghe di Benevento, perché Benevento c'ha una storia alle spalle, che ho fatto una lunga ricerca sulle streghe di Benevento. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera. No, volevo sapere se c'era un ritorno di lei. Sì, da quando è andato via? 2 mesi. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io Emanuele, 18 anni pesci, lei Emanuela, 18 anni Aide. Vi chiamate tutti e due Emanuele. Allora, fermami quando vuoi. Ok, andiamo a vedere. C'è qualcuno che te la mette un po' contro a sta ragazza, tu lo sai? Sì. È di malafede, quindi te la sta a mettere contro. Quindi io vedo che ci sarà un incontro tra te e lei con un accordo, attenzione. Poi da questo accordo non so quello che succede, perché ripeto, lei sta a sentire troppo a qualcuno che te la sta a mettere contro. Ok. Ma lei un sentimento ce l'ha, diciamo? Sì, ce l'ha, però se la stanno portando con la testa altrove, capisci? Quindi devi attendere che ci sarà questo accordo tra di voi, questo incontro, come un chiarimento, hai capito? E da questa cosa può succedere anche che si possa aggiustare tutto. Questo è tutto. Va benissimo, grazie mille, gentilissimo. Arrivederci. Allora. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Pronto? Sì, ti sento, dimmi. Buonasera. Prego. Vorrei sapere qualcosa su mia figlia. Sì, tua figlia quanti anni c'ha, che segno è? 20. Segno? Segno è nata a settembre, il 26 settembre. Il 20 Ok.
Allora, qual è la domanda che fai alle carte? Vorrei sapere un po', diciamo, l'amore. Se incontra la persona giusta o già... Sì. Ah, ok. Vediamo se si innamora di qualcuno. Fermami quando vuoi. Basta. Ok. Tua figlia ha già avuto una rottura sentimentale con un ragazzo che lei praticamente ci tiene ancora, lo pensa ancora. Capito? Sì. Però è uno che non fa per lei, non è un ragazzo che fa per tua figlia. Quindi tua figlia incontrerà un nuovo amore tutto il mese entrante praticamente, però tua figlia deve un pochettino fare un po' di pulizia intorno a lei, delle amiche, perché c'ha troppa gelosia intorno. Capito? Sì. Quindi di a tua figlia che fa un po' di pulizia intorno a lei e appena incontra questa persona mi chiama e vediamo se è quello giusto. Veramente lei sta già conoscendo, diciamo, un ragazzo? Sì. E io volevo vedere pure, diciamo, come va. E io che t'ho detto prima? È una persona che non è niente di serio per lei, capito? Ho capito. Quindi è tutta un'altra persona che incontrerà, non questo qua. Ok? Ok, va bene, grazie. Buona serata. Arrivederci. Allora 345 630 81 72 per coloro che vogliono comunicare con me. Mettete i cuoricini, arriviamo almeno a 10.000 al numerino qua, facciamolo arrivare a 10.000 cuoricini, penso che me lo merito, no? Come dite? Vediamo chi desidera parlare con me. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Mi chiamo Laura e vorrei sapere un po' l'ambito del mio matrimonio, se riesco a pagare tutto. Se riesci? A pagare tutto. In che senso? Io vorrei pagarmi con le buste. Ma devi, ho capito, devi sposarti. Praticamente io avevo capito tutta un'altra cosa. Vabbè. Oh, mi scusi. Dammi la tua, quanti anni tieni, che segno sei? Allora devo fare 39 anni il 31 maggio, Gemelli. Perfetto, vediamo se riesci a mettere tutto in ordine, va bene? Sì, grazie. Prego, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Basta. Ok.
Sì, ce la farai, ce la farai. Garantito, guardi. Grazie. È la mia paura più grande. Vai ustrici. Andrai pari pari. Ok, quello è importante. Però non rimarrai debiti con nessuno. Stai tranquilla e quello che ti dico è la pura verità. Va bene, grazie mille. Auguri. Grazie. Grazie. Allora, 345 630 81 72. Mettete il seguo perché è importante seguire questo mio profilo, anche perché così potete avere la notifica quando sarò in live di nuovo. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Vi ricordate, io vi ho chiamato qualche tempo fa e sono quel ragazzo che stava agli arresti domiciliari che vi ha chiesto la notizia. Sì, mi ricordo. Da dove? Aspetta. Da Formia. Ah, sì, dimmi. Praticamente la burocrazia era tutto come dicevate voi, però a me l'esito è arrivato negativo. Ma non siete l'unico che vedeva positivo, però. Sì. Volevo sapere se casomai da qua a 5-6 mesi avrò qualche... E che è successo? Qualcosa... Perché c'è qualcosa che non va allora intorno a te? C'è qualcosa che non si capisce, però l'esito anche dall'avvocato, diciamo un suo collega, tutti era positivo, solo che infatti le motivazioni non ci sono. E appunto, se non c'è una motivazione, perché ti tengono ancora lì? Scusa. Non lo so. Perché di solito ci deve essere una motivazione, te la devono dare. La motivazione valida non c'è, perciò la sto richiamando. La motivazione valida non c'è. E allora è contro legge, scusami, la cosa è contro legge. Lo so, però purtroppo il coltello dalla parte del manico ce l'hanno sempre loro. La burocrazia italiana si sa com'è. E allora ecco, come ti dicevo io, la burocrazia che ti blocca. Allora, vediamo un po', dai. Quanti anni c'hai, che segno sei? Allora, ho 40 anni, sono pesci. Allora, fermami quando vuoi. Stop. Ai. Poi, quando succede qualcosa ai grandi, fanno come hanno fa per farli uscire liberi, non è successo niente. Falso allarme. Siamo in un mondo di matti. Allora, vediamo bontà, fortuna. Fanno chi figli e chi figliati. Giustissimo, sì. Vedi, io te le farei vedere uno per uno le carte. Allora, le carte mi danno. Io vi sto guardando veramente, se vi devo dire la verità. E mo ti faccio vedere se stai guardando. Guarda qua, la prima carta mi esce la bontà. Poi mi esce la carta dell'incidente. Incidente vicino alla fortuna, sta a indicare imprevisti di fortuna, e la carta della conoscenza. Starebbe a significare questo imprevisto di fortuna? Come se qualcuno non ti è chiaro nel tuo contesto giudiziario. Quella sì, è la verità. Perciò mi ritrovo così. Poi mi esce, usiamo queste qua e ti faccio quest'altra qua. Soldi, affari, giustizia. Affari, giustizia. Ciò vuol dire che sei inciampato come in un meccanismo che stai solamente a ciappizzare denaro. È vero. Che ti sta creando un disordine, In tutto. un disordine, e mi esce la carta della volontà. Questo è la carta dell'avvocato, la vedi? Sì. Quindi per volontà sta a indicare che il tuo avvocato
molto probabilmente non sta a prendere la cosa sul serio. Io ti ho letto carte per carte. Perché? Tu mi puoi insegnare, io non sono un avvocato, però quando si fa un... Scusatemi se vi interrompo, io ho messo un vecchio avvocato mio perché quello che c'era mi è risultato un po' troppo strano nel modo di fare. Sì. Quindi si trova anche con quello che dite voi. Perfetto, ok. Allora, quando c'è un arresto, poi ci sta l'appello, poi ci sta la Cassazione, deve uscire la motivazione. Ecco, io l'appello ancora non l'ho fatto. Ecco, e allora, però la motivazione perché non te l'hanno data fino a mo'? No, la motivazione che mi diedero all'epoca sì, okay. quando è stato, però in questo frangente praticamente motivazioni valide, io parlo di una cosa reale, come se io mi fossi comportato male, se stati rispettoso nei confronti dell'arma, roba varia, non esiste. Devi aspettare allora l'appello e l'avvocato ti deve cacciare da sopra l'appello, l'unico modo. Io quello volevo sapere, se da qua a 6 mesi si sbrogliava questa situazione. Devi fare l'appello allora, sull'appello l'avvocato se è bravo ti caccia fuori. Va benissimo. Capito? Perché c'è troppo, intorno a te c'è troppo casino, troppo burocrazia strana. Te l'ho detto l'altra volta, te l'ho detto anche adesso. Sì, è strano, è tutto strano perché sì. Ok? Avete pienamente ragione, io vi ringrazio. Di niente, ti auguro una buona serata. Buona serata. Allora, andiamo un po'. C'è ancora tempo. Volevo salutare il carissimo amico mio, nonché collega Sergio Zaccariello. Ciao Sergio, pronto? Pronto? Sì. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io mi chiamo Deborah, della Vergine. Volevo sapere in amore se vedi una gravidanza nell'anno. Allora, la domanda quale precisa hai detto? Se vedo una gravidanza nell'anno, comunque se avrò una gravidanza. Vediamo le carte se ti danno la gravidanza nel corso di quest'anno. Allora, mi dici la tua età, il tuo segno? 33 Vergine. Fermami quando lo desideri. Sì. Stop. Ok, andiamo a verificare. Allora, ci sarà felicità di un bebè sicuramente garantito, ma non per quest'anno. Capito? Sì, no, ti stavo guardando nel frattempo. No, dicevo, quindi quest'anno no, ma il prossimo anno sì, cioè come la vedi? Per quest'anno qua non se ne parla proprio. Felicità in arrivo, quindi si parla del prossimo anno. Quindi diciamo il prossimo anno già la vedi? Prossimo anno ci sarà felicità di un bebè, quindi... Ma speriamo... Ma vuol dire, quando diciamo, quando lei mi dice che il prossimo anno ci sarà, vuol dire che sarò in attesa il prossimo anno? Allora, se te hai un problema, questo problema va prima risolto, curato, per poi avere un bambino, perché non è che l'amore si fa in due, i bebè si fanno in due e bisogna collegare la luna con il sole. Se questo avviene, il bebè esce fuori.
Ma è proprio quello che lo chiedevo. E appunto, allora, allora, che voglio sapere, per fare allora, le carte ti dicono che nella tua vita stringerai tra le braccia un bebè. Però per arrivare a ciò, perciò ti ho detto quest'anno qua non se ne parla proprio, bisogna che tu fai tutti i controlli, se tu stai a posto tutto ok, il tuo uomo sta a posto tutto ok, facciamo questo bebè. Oggi funziona così perché gli uomini non sono bue e le donne non se ne parla proprio. Ecco. Allora bisogna programmarli. Ormai sì, mi sa proprio di sì. È così. Purtroppo vedi quante coppie che non hanno figli? No, tantissimi. Le posso chiedere una cortesia? Non so se si può fare. Tu vedi un ritorno del mio ex? L'hai visto in quella stesura? No, bisogna rifare le carte. Mo ti faccio il piacere. Allora, fermami quando vuoi pensando la domanda. Sì. Da quando è andato via? Il mio ex marito 3 anni fa. Vediamo. È finita. Fermami quando vuoi. Sì. Stop. Ok. Ma questo sta già con un'altra donna. Sì? Sì. Non vedo ritorno, già sta con un'altra. Non torna. Ok. Va bene? Sì. Va benissimo. Ti abbraccio. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao maestro. Per chi vuole parlare con me in privato riservatamente, dopo la live potete chiamare, ma i consulti si pagano. Pronto? Pronto? Salve, maestro Cleo. Sì, prego. Niente, volevo sapere un po' per quanto riguarda l'amore. Sono nato il 7/8/90 e sono Leone. Quindi vuoi sapere se incontri la persona giusta? Se incontro una donna, sì, esatto, esattamente. Fermami quando vuoi. Ok, ferma. Ok. Allora, il vero amore, la vera storia d'amore, quella lì che poi sarebbe definitiva, l'avrai, ma devi aspettare l'anno nuovo. Per quest'anno qua arrangerai. Ok? Ti abbraccio. Buona giornata. Grazie. Io poi mi faccio capire a modo mio, Viva la semplicità, ragazzi. Essere se stessi aiuta molto nella vita. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera. Volevo sapere se incontrerò una persona. Sì, cioè, se incontri la persona ideale? Sì. Ok. Tutte da sole state oggi. Allora, quanti anni tieni, che segno sei? 42, Scorpione. Allora, fermami quando vuoi, grazie. Ok.
Ascolta, allora. Lasciamo perdere il passato perché sei stato oggetto di malafede, tanti imprevisti sentimentali che ti hanno fatto rimanere male. Vabbè. Però adesso c'è una conoscenza che penso qualcuno già ti sta intorno, quindi già o probabilmente già hai avuto modo di conoscere questa persona, che ancora una volta vedo inganno, quindi fa attenzione. Ok. Questa persona che stai praticando, che hai appena conosciuta, che sta facendo il possibile per I love you, è una... No, lo devo proprio eliminare perché non Dagli un calcio in culo perché è una persona che ti farà del male. Ok. È vero quello che ti sto a dire o è bugie? No, è vero, è vero. Tu incontrerai la persona ideale, ma devi ancora aspettare. Il mese di luglio sarà il tuo mese positivo per l'amore. Ok, perfetto. Ok? Grazie infinite, maestro. Ti abbraccio, Gioia, buona giornata. Buonasera, vederci. Allora, io sono breve, coinciso e commentioso, come si usa dire. Allora, carissimo Sergio, ti ringrazio per le foto che veramente mi stai a fare un piacere enorme perché mi servono. Grazie. Voglio salutare infinitamente il mio collega Sergio Zaccarillo. Ciao Sergio. Un abbraccio a Paolina. Pronto? Pronto? Sì? Vorrei sapere su mio marito cosa... Se non abbassi il volume del telefonino, sono costretto a attaccare la telefonata. Devo abbassare? Eh sì, se no la voce mia ripete, sembra un pappagallo. Va bene, va bene. Dimmi. Allora, sono dei segni dei gemelli e sono separati da mio marito, no? Voglio sapere lui cosa pensa di me e se c'è un'altra donna. Cioè, vuoi sapere se lui c'ha un'altra donna? Sì, E cosa tu, pensa di me? e tu un altro uomo ce l'hai? Io no, non ce l'ho. Allora. Però arriverà, non lo so. Ai ai ai, zit chi sa po' gioco. Dammi quanti anni tieni, che segno sei? Io sono dei gemelli e ho 67 anni, però me li porto abbastanza bene. Auguroni. Allora, noi gemelli, io pure sono gemello, noi gemelli nascondiamo l'età. Bravo. Tuo marito quanti anni c'ha, che segno è? Lui è nato ad aprile, 15 aprile. Quanti anni tiene? Ariete, c'ha 72 anni. Quindi la domanda precisa, qual è che fai le carte? La domanda precisa è se lui c'ha un'altra donna e cosa pensa di me. Vediamo. Fermami quando vuoi. Sì. Basta così? Mi dici da quando vi siete lasciati? Basta così, sono 3 anni. Ok. Allora, vediamo un po'. Sta con un'altra donna. Sì? Lo vedo abbastanza preso da questa persona. Di te non pensa, basta che lo lasci perdere, basta che lo fai stare in grazia di Dio. Perché praticamente lui è una persona che si sente offeso da te. Non so il motivo, non lo voglio nemmeno sapere, però le cose stanno così.
sta con un'altra lui. Sì. Ok. E a me diciamo no, non c'è più niente da fare così, no? Non ho capito. Diciamo lui, no? Non pensa niente di tornare. No, ma si vuole tornare, da 3 anni è già tornato. Ah, Scusa. va bene. Va bene? La ringrazio, arrivederci. Arrivederci. Rispondiamo all'amico Francesco che dice: Maestro, cosa pensa delle persone che aspettano un ritorno di una persona che è impegnata? È giusto sperare in un ritorno? Ciao Letizia Milazzo, un abbraccio anche a te. Pronto? Pronto, ciao, sono Monica. Ciao Monica, un attimo solo Monica, voglio dare una risposta all'amico Francesco su YouTube che mi ha scritto, prego. Allora Francesco, qua siamo in una gabbia di matti, capito? Cioè, quando si spera un ritorno o si vuole un ritorno di una persona è perché si ama ancora. Ed è giusto intervenire in aiuto per far tornare la persona amata. Ma poi quando fanno passare del tempo, fanno passare degli anni, è chiaro che è sempre più difficile e quella persona si è rifatta una vita, quindi poi dipende perché si lasciano, perché qua sono tutti santi, Francesco, tutti sono santi, capisci? Tutti sono santi. E si danno la colpa una parte con un'altra, ma stiamo, te lo posso garantire, siamo in una gabbia dove la percentuale, il 50% sono cornute e il 50% sono zoccole. Io parlo chiaro a tutti, però ognuno di loro nascondono i propri pecchi, capito come funziona? E poi tutto diversamente, meglio non parlare. Pronto, prego. Grazie, scusa che se ho giù la voce. Prego. Allora, io sono sposata da 25 anni con mio marito Giovanni e ho scoperto un tradimento. Gli ho detto che l'avrei perdonato, ma lui non lo ammette, non mi chiede scusa. Volevo sapere se riuscirono a perdonarlo e andrà avanti il nostro matrimonio oppure si finirà. Vediamo. Ecco, ho appena detto qualcosa che interessava. Ma il punto è che non lo nega quando... Sì, vabbè. Cioè, è pazzesco. Poi andiamo a vedere e poi apriamo il discorso. Allora, mi dici gentilmente la tua età, segno zodiacale? Io ho 55 anni, sono del Toro. Sì. E lui ha 53 anni, è del Leone. Vediamo, fermami quando vuoi, grazie. Stop. Allora, inizio nel dirti che non sei l'unica e non sarai mai nemmeno l'ultima. Probabilmente tuo marito è stato troppo fesso a farne accorgere. Capisci cosa intendo? Perché ti posso garantire che tutti gli uomini hanno il loro momento, poi ci sta chi dice vabbè, mi sono divertito, basta così, voglio stare vicino a mia moglie, e chi continua. Però ti posso garantire che nessuno è santo, come ho detto pure poc'anzi, capisci? Io ho capito il tuo discorso. Ok, hai sbagliato, però chiedimi scusa e ammettelo. Sì, perché non si può ricominciare senza onestà. Brava. E questo è lo sbaglio. Quindi ammettere uno sbaglio è umano. Chiedere scuse è doppio umano, ma se tutto questo non avviene, vuol dire che mi stai ancora prendendo per i fondelli. Esatto. Quindi perdonare una persona
perdonare una persona che non ti chiede scusa del pecco che ha commesso vuol dire essere ancora una volta tradita. Quindi io ti direi di parlarne con calma a tuo marito, di fargli capire che tutti possiamo sbagliare, e chiedere scusa fa parte di essere umani e vuol dire voler bene a una persona, alla moglie. Lo so, ma lui nega sempre. Lui nega. Solo che abbiamo 3 figli, abbiamo un lavoro in comune e per me non è facile andare. E allora, amica mia, stammi a sentire. Lui nega, ok. Allora tu parlagli e gli dici: punto 1. Se succede la prossima volta gli porterai le prove alla mano. 2, lo riempirai di corna tu a lui. Capisci cosa intendo? Sì, sì. 3, lo caccerai fuori di casa. Mettilo alla prova e lo osserverai da lontano. Capisci? Perché ma secondo te lo farà ancora? No, capito. No, io dico che non lo farà, però lasciare un marito per una stronzata del genere nemmeno è tanto corretto, perché alla fin dei conti non è solo tuo marito, voglio dire, che commette queste cazzate. Qua gli uomini sono... No, lo so, ma infatti io il tradimento gliel'ho perdonato. Qua siamo in un mondo di cattiveria, capito? Io il consiglio te l'ho dato, ma però io al tuo posto gli farei mettere i pensieri in testa, mi farei bella, fresca e tosta, e anche se devi andare a prendere un caffè devi rientrare, però gli fai mettere i pensieri addosso. Va bene, d'accordo. Vestiti, fatti bella, fresca, tosta, ben profumata, fatti vedere, che ne so, se non ti hai messo mai la minigonna, mettiti la minigonna, fatti vedere diversa, una donna diversa che esci, ti vai a prendere un caffè e torni. Chiama un'amica, dice: senti, a quest'ora un'amica tua ce l'hai? Va bene. Okay, fatti mandare i messaggi, telefonate da un'amica tua, fagli mettere i pensieri in testa. Va bene, sei stato gentilissimo. Ma figurati. Un abbraccio forte, auguroni, ciao, stammi bene. Un abbraccio, ciao, grazie. Ciao. Allora amici, vediamo un po', si è fatto l'orario di chiusura, stoppa le telefonate, mi dispiace, parlando, Irene Pazian, si dice a Napoli, Irene Pazian, è arrivato l'orario. Mettiamo le carte nell'apposita custodia e andiamo a salutare tutti quelli che mi seguono abitualmente. Vi devo ringraziare. Stop alle telefonate, stop alle chiamate, è così. Salutiamo ed usciamo dalla live agli amici di YouTube. Andiamo a salutare Letizia Milazzo, Francesco Magro, Gianlu Terrana, Addina Giammarusto, Vincenzo Guida e via via. A Massimo. Quindi un abbraccio a tutti voi che mi seguite sul mio canale YouTube, il Maestro Cleo. Un abbraccio e usciamo dalla live su YouTube.